Pomeriggio a tutti, un attimino solo che lasciamo fare un po' tutte le connessioni, gli ingressi e iniziamo, andiamo subito a iniziare. Bene, buon pomeriggio e benvenuti al terzo incontro pubblico di presentazione del percorso verso l'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia. In questo incontro andiamo a presentare i risultati del lavoro degli 8 gruppi di lavoro, in particolare questo pomeriggio 4 gruppi di lavoro, e che ci presenteranno le traiettorie di sviluppo che vanno poi a inserirsi nel percorso di aggiornamento. Io do subito la parola, come da programma, all'assessore Sergio Emidiobini, assessore alle attività produttive e turismo, per introdurre questo nostro importante pomeriggio di approfondimento. Bene, allora riparto. Il buon Christian che mi ha detto: ma Sergio, non parlare perché sei ancora nell'anticamera dell'incontro. Beh, allora io farò un incontro e un indirizzo di saluto brevissimo. Quello che voglio dire: oggi abbiamo l'ultimo incontro pubblico che segna la conclusione di un percorso ampio, importante di ascolto degli stakeholders che abbiamo intrapreso in questi mesi, al fine di aggiornare la strategia di specializzazione intelligente per il periodo 21-27. Allora, andando subito al sodo, la prima cosa che io voglio fare è provare a trarre un piccolissimo primo bilancio, e devo dire che penso si possa parlare di un bilancio assolutamente positivo delle innovazioni che sono state introdotte dall'attività svolta appunto dai gruppi di lavoro al processo di riqualificazione della S3. Allora, innanzitutto mi riferisco al modello, al nuovo modello di governance che ha visto il coinvolgimento della ormai non più neo costituita, perché da un po', quindi dottoressa, ha passato anche lei il periodo di prova, quindi dall'Agenzia di Lavoro e Sviluppo Impresa assieme all'area Science Park. Indubbiamente è apprezzabile da parte mia, perché è la mia metodologia. Mi fa piacere che anche i vostri gruppi di lavoro l'abbiano, vale a dire il lavoro di condivisione e di ascolto che avete avuto in questi mesi, dove di fatto si è visto rispetto al passato un considerevole allargamento di quelle che sono le categorie dei soggetti coinvolti nell'aggiornamento dell'S3 stessa. Sono stati costituiti 8 gruppi di lavoro. Avete usato questo termine tecnico quadrupla elica, ma di fatto avete fatto una cosa meravigliosa, vale a dire avete messo a denominatore comune quelle che sono le idee, gli indirizzi delle imprese, il mondo degli imprenditori, di fatto la società civile, le istituzioni e il mondo della ricerca. Poi un'altra cosa, a mio avviso, che è stata fatta in maniera egregia è l'attività di comunicazione della strategia, perché un vulnus che noi avevamo nella tornata precedente che poco era conosciuta, poco era comunicata. Invece in questi mesi mi pare si sia spinto molto il piede sull'acceleratore in tal senso. Ma diciamo, dopo questa fase ricognitoria di ascolto, di raccolta di dati, adesso penso arrivi la parte più sfidante e verosimilmente anche la parte più complicata, vale a dire, insomma, fare sintesi di tutti quegli stimoli che sono arrivati durante questa prima fase di ascolto, e di fatto di elaborare anche una proposta di aggiornamento delle 5 aree di specializzazione regionale e le conseguenti e delle relative traiettorie.
Indubbiamente l'obiettivo, a mio avviso, principale sarà quello di selezionare le stesse, selezionare queste traiettorie in grado di guardare al futuro con proposte assolutamente nuove e diverse, soprattutto, dico io, per quanto riguarda l'indirizzo, il fatto di indirizzare in maniera efficace l'utilizzo di una parte significativa di finanziamenti FESR, di finanziamenti FESR. Ma la selezione delle traiettorie 21 e 27 non potrà che essere guidata dalla visione 2030 al 2030. E non va dimenticato infatti che la S3 è un meccanismo di un ingranaggio più complicato, più ampio, che deve essere messo a denominatore comune. Anche a fronte della visione 2030 ci proponiamo come gruppi di migliorarci rispetto al passato, ma ci prefiggiamo l'obiettivo di individuare in maniera chiara, sin dall'avvio della programmazione, i risultati da raggiungere e di monitorare lo stato di avanzamento del prossimo periodo. E non è una cosa banale questa, perché è fondamentale al fine del raggiungimento di target che ci siamo prefissi. Quindi ci deve essere assolutamente un monitoraggio costante della cosa. Ma non vi nascondo che in qualità di assessore alle attività produttive desidererei venisse perseguito con convinzione un cambiamento atteso, correlato con quelli che sono i 3 pilastri del disegno di legge sviluppo impresa che verosimilmente verrà approvato in aula la prossima, uso sempre la scaramanzia, dottoressa, perché sono già passato una volta con l'80, quindi tocco sempre ferro. Verrà approvato, dicevo, in aula la prossima settimana. Quindi parliamo dei 3 pilastri, vale a dire la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile della nostra economia. Cioè intraprendere un percorso che consenta alla nostra regione di sviluppare una nuova economia più sostenibile, grazie a degli interventi focalizzati sulla digitalizzazione e sulla modernizzazione complessiva del tessuto produttivo, anche per, come dire, stimolare la resilienza in caso di nuove crisi esogene, e purtroppo il rischio di doverla affrontare in un periodo 21-27 non è proprio così recondito. Vorrei comunque, e davvero mi avvio alla conclusione di questo mio breve saluto, che al termine di questo periodo di programmazione 21-27 davvero potessimo scoprire in Friuli, Venezia Giulia un tessuto produttivo davvero trasformato, davvero innovativo e resiliente e soprattutto sostenibile. Guardate, io sono reduce stamattina, ho portato i saluti in conclusione di un'interessante giornata di lavoro e di uno studio interessante presentato dall'Ambrosetti, i quali evidenziavano, vabbè, per un territorio, per la Venezia Giulia, ma a mio avviso possono essere tranquillamente declinati per tutto il Friuli Venezia Giulia, i punti di forza che noi abbiamo e i punti di debolezza. Beh, credetemi, i fondamentali li abbiamo tutti, abbiamo delle potenzialità enormi, partendo dal porto, partendo dalla centralità e dalla geolocalizzazione della nostra regione. Certo, bisogna fare dei passi avanti importanti, colmare dei gap importanti rispetto ad altre economie, ad altri paesi, ed è per questo che il lavoro che voi vi accingete a portare avanti diventa strategico per la nostra regione. Io mi fermo qua, vi ho già rubato troppi minuti e vi auguro davvero un buon pomeriggio di intenso e costruttivo lavoro. Grazie. Grazie a lei, Assessore.
Devo dire che stiamo ricevendo un'attenzione che è fondamentale per questo tipo di lavoro, che penso che possiamo considerare un lavoro da interpreti, da connettori tra quelli che sono i fabbisogni e le esigenze di sviluppo tecnologico e di innovazione delle imprese, ma anche quella che è la capacità e la volontà di sviluppare politiche pubbliche di innovazione e di sviluppo tecnologico da parte della giunta regionale e dell'amministrazione regionale. Quindi questo lavoro di interpretariato l'abbiamo in particolare affidato insieme alle strutture coordinatrici, il segretariato tecnico, l'area di ricerca, insomma insieme al ruolo anche di Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, ai coordinatori dei nostri cluster. Oggi in particolare, questo pomeriggio ne abbiamo 4. Ai contributo che loro ci portano in questa sessione pomeridiana, io in maniera molto verticale ho sottratto la parte in cui avrebbero avuto piacere di condividere con voi anche gli aspetti procedurali e di percorso, perché gli ho chiesto di concentrarsi sull'illustrazione delle traiettorie di sviluppo. Però mi sembra giusto darvi atto che complessivamente gli 8 gruppi di lavoro hanno coinvolto 300 soggetti esponenziali, quindi non singole individualità, ma anche organizzazioni, imprese, pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca. Hanno coinvolto nei loro lavori 353 soggetti, persone fisiche, e li hanno coinvolti in maniera sostanziale, non formale. E infatti si sono incontrati complessivamente 123 volte in riunioni plenarie, in riunioni di sottogruppi, in riunioni dedicate a specifici temi, hanno raccolto i risultati di questionari settoriali e di questionari generali e hanno alla fine portato tutto questo lavoro realmente trasparente, realmente aperto, realmente partecipato e realmente importante, come abbiamo sentito, per il futuro anche della nostra regione e più anche banalmente per il futuro della programmazione dei fondi strutturali, ma non solo, direi, hanno portato a elaborare 34 traiettorie di sviluppo. Quindi il nostro pomeriggio sarà dedicato ad ascoltare queste traiettorie di sviluppo elaborate in particolare dal settore tecnologie per gli ambienti di vita, design e made in Italy, significativamente ambito più ampio di quello che poteva essere il sistema casa dell'attuale programmazione, il settore salute, l'ambito poi della cultura e creatività e infine l'ambito del turismo. Chiuderà poi i lavori del nostro pomeriggio l'intervento della collega, la dottoressa Magda Uliana, per riportarci su quello che è il percorso che stiamo facendo, perché quello che io mi sento di dire, confermando anche l'indirizzo di apertura dell'assessore Bini, è che la fase successiva è quella a cui dobbiamo già iniziare a guardare. Quindi oggi completiamo la fase di apertura e di raccolta molto, come dire, molto partecipata ma anche molto competente su quali sono i possibili scenari di evoluzione di questi ambiti, ma da domani saremo impegnati a dover selezionare all'interno di queste traiettorie. Quindi affezioniamoci a loro fino a un certo punto, perché alcune di queste dovranno essere scelte a scapito di altre e questo fa parte del percorso europeo di individuazione di una strategia e d'altronde la strategia è sempre una scelta. Credo che il lavoro che è stato esposto stamattina e che va a essere esposto questo pomeriggio dimostra che in questo territorio c'è la capacità di mettersi in gioco a ripensare le strategie già insomma consolidate che stanno dando risultati. Ricordiamo che l'attuale S3 sostiene più di 1400 progetti e più di 1400 assunzioni collegate a questi progetti e un significativo impegno economico, milioni di euro di fondi strutturali, ma anche milioni di euro che hanno fatto un effetto leva di investimenti delle aziende private. Quindi credo che aver scelto di aggiornare le traiettorie nei lavori di oggi si conferma come una scelta assolutamente brillante, smart, perché la fase ci ha imposto di riragionare su quali siano le prospettive e vedremo negli interventi di questo pomeriggio, io ho già visto le relazioni, vedremo tutta una serie di nuove prospettive, di nuove letture che veramente valorizzano tutto il lavoro che è stato fatto, ma soprattutto la scelta della Regione di affrontare questo aggiornamento, che non è banale perché non tutte le regioni aggiorneranno le traiettorie, non tutti i livelli nazionali europei le aggiorneranno, mentre invece io penso che i risultati che abbiamo avuto con i gruppi di lavoro dimostrano che
qui c'è la necessità proprio di traguardare nuove letture. Detto questo, io do subito la parola al collega Carlo Piemonte, il direttore del cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia, che ci introdurrà su quali sono i risultati del suo gruppo di lavoro, dove la parola resilienza, che è stata anche un po' portata avanti dall'assessore, trova, ho visto, delle interpretazioni molto interessanti. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio la direttrice Lidia Lecce-Verni perché ha già anticipato quello che è stata la modalità operativa, quindi non la ripeto. Andiamo pure avanti con le slide. Ecco, quello che è stato l'obiettivo, considerate che il nostro gruppo univa due ambiti, quello del design made in Italy a livello nazionale e quello delle tecnologie e degli ambienti di vita. Quello che abbiamo voluto fare col gruppo di lavoro è stato quello di pensare fuori dallo schema del legno arredo, fuori dallo schema che, ricordiamo, comunque è un comparto che vale 3,5 miliardi in questa regione, ma guardare a quella che è la sfida, cioè di andare verso nuove strategie, poco da dire. Quindi un sistema trasversale ed inclusivo, proprio perché dobbiamo permettere alle imprese ai soggetti che si innestano nell'ambito che ci è stato proposto di analizzare, potessero trovare il loro sviluppo. Prego. Prossima slide. Ecco, arrivo già alle traiettorie, così non faccio tanti giri di parole. È molto difficile fare traiettorie. Possiamo pensare alle cose più innovative, più assolute, più incredibili, però in realtà l'innovazione vera capita se l'innovazione è di tutto il sistema. Ecco che le tre traiettorie hanno tre finalità diverse tra loro, vedete, sono dei criteri diversi. Una va verso le imprese, quindi il Made in Italy regionale, le filiere del Made in Italy regionale, sostenibilità, design e tecnologia. L'altra è sui sistemi sociali e produttivi, li vedremo dopo, territoriali, perché le nostre imprese, il nostro sistema è inserito in un territorio. Non possiamo pensare di fare delle cose che non esistono, non sono irrealizzabili sul nostro territorio. La terza è i modelli commerciali. Non possiamo produrre cose sul territorio che poi non riusciamo a vendere, siano essi servizi, siano essi prodotti, qualsiasi cosa, soprattutto in un momento di cambiamento costante come stiamo vivendo. Quindi queste tre traiettorie affrontano tre temi diversi, ma che tutti sono incentrati sullo sviluppo delle filiere che fanno capo al Made in Italy, design e le tecnologie. Andiamo avanti, che vi condivido con voi la prima traiettoria. Allora, si fa presto a dire economia circolare, in realtà è mica facile da fare. Ecco allora che anche nell'ambito, in regione esiste il gruppo sull'economia circolare applicata, il gruppo interdirezionale, si è posto in evidenza che il passare da un'economia lineare a una circolare non basta scriverlo sul catalogo o sul sito, ma ci sono dei processi costosi, impegnativi, in cui le competenze universitarie, di ricerca, dei laboratori sono fondamentali e implementarle in azienda è difficilissimo. Stesso dicasi il tema della tecnologia e del design. Sono due modi di concepire il prodotto, concepire il servizio, concepire un approccio col cliente, in qualsiasi ambito. Quindi il design thinking non vuol dire faccio un oggetto di design, che è una parola che si usa ogni tanto, in realtà è concepire il prodotto o il servizio affinché sia vicino al cliente, affinché sia vicino a quello che voglio proporre al mercato. La sostenibilità ambientale, credo stamattina l'abbiano detto, penso tutti, non so, però ecco, quando parliamo di manifattura, di prodotti, non è solo il prodotto ad essere sostenibile, ma anche i processi produttivi e anche la consapevolezza che le filiere corte nella nostra regione sono un valore. Se vi ricordate, solo un anno fa abbiamo perso dei pezzettini dei nostri prodotti perché non arrivavano da altri mercati, vi ricordate? Ecco allora che l'innovazione, portare innovazione nella nostra regione, accorciare le filiere, che non vuol dire protezionismo, ma vuol dire essere consapevoli di quello che abbiamo, è un passaggio per il futuro. Queste sono un riassunto della prima traiettoria, poi descritta in modo più ampio, però ecco, la prima vuole andare verso le filiere del Made in Italy. Seconda slide. Abbiamo una questione molto semplice che dobbiamo cambiare probabilmente nella nostra società. Abbiamo sempre meno giovani, meno nati, c'è l'invecchiamento, c'è una questione di responsabilità sociale che le imprese e i territori hanno, gli ecosistemi produttivi. Ecco che innovare i modelli di business serve ad accrescere le competenze e in considerazione di tutto quello che succede, le imprese devono essere in grado di fare questa innovazione. Non basta solo mettere macchinari super innovativi, bisogna anche riuscire a fare in modo che le nostre imprese
siano inserite nel nostro tessuto, nel nostro ecosistema produttivo, che sia esso della ricerca, che sia dell'innovazione, che sia della produzione, però essere presenti e innovare i nostri sistemi sociali. Allora così avremo filiere che innovano, sistemi sociali che innovano. Ma non basta. Passiamo alla prossima. Poi alla fine dobbiamo vendere a qualcuno, che sia un servizio, un prodotto, che vengano qui a prenderci i prodotti, vengano a trovare le nostre aziende. Ecco che le modalità commerciali sono cambiate velocemente, negli ultimi 12 mesi più che negli ultimi 4 anni. Quindi quello che è una traiettoria di sviluppo è che i nostri modelli commerciali devono poter cambiare velocemente. E non è facile, per chi ha un'impresa sa che cambiare un modello commerciale è difficilissimo, soprattutto se si vuole internazionalizzare o ancora di più esportare in modo più attivo. Stesso modo la comunicazione corretta, puntuale, che non vuol dire solo aprire una pagina Facebook, ma vuol dire invece fare comunicazione, marketing, strategie per promuovere correttamente quello che la propria azienda vuole proporre sul mercato. Ecco allora che le 3 traiettorie, in 4 minuti, però c'è ancora un pezzetto, Lidia non ho ancora finito, le 3 traiettorie vogliono andare verso canali innovativi per il sistema imprenditoriale, per il sistema dove queste imprese operano e per i sistemi dove queste imprese vogliono andare, sia su un mercato nazionale che internazionale. Prossima slide. Cosa dobbiamo fare? Ma le cose da fare sono tantissime, ma non si fanno in 5 minuti. La prima, prego. La prima è condividere anche i percorsi di sviluppo dei canali contributivi, che alcune cose saranno di contributo diretto alle imprese, altre cose possono essere fatte in accordi di programma. Rispetto alla precedente programmazione, una partecipazione attiva già nel momento in cui si va a definire i bandi può essere fondamentale per poter velocizzare l'innovazione. Altrimenti rischiamo di perdere o pezzi per strada o fare delle cose che alle imprese, non solo alle imprese, ma a tutto il sistema creano più, diciamo così, rallentamenti che propulsioni. Questo non basta. Prossima slide. Questo è fondamentale, il rafforzamento delle competenze inserite su quelle filiere che si stanno innovando. Penso che l'obiettivo finale per tutti sia quello di avere gente sempre più in gamba in azienda, gente che puoi portare, gente che sappia come muoversi. Ecco allora che rafforzare le competenze si parte dalla mappatura di quello che sono i progetti di innovazione delle filiere, li si incrocia con quello che c'è già, inutile inventare cose se ci sono già, e poi si fanno dei programmi per sviluppare queste competenze nelle diverse filiere prioritarie scelte in ambito di sviluppo del 2021-27. Così si arriva a una innovazione diffusa. Abbiamo innovato e abbiamo le competenze adatte sul territorio per poter gestire l'innovazione. Andiamo verso la fine. Vediamo quei tempi come sono. Mi pare. Ecco, alla fine del lavoro si è accorti che il tema del sistema casa non includeva certi soggetti, diversi soggetti delle filiere, soprattutto del Made in Italy, che a livello nazionale vengono identificate come prioritarie, no? Ecco allora che partendo proprio dal gruppo di lavoro, dalle persone che hanno fatto parte, è emersa questa proposta. Prego. Ecco, il Next Made in Italy, cioè il Friuli Venezia Giulia è un'orgogliosa bandiera del Made in Italy nazionale, non è appannaggio solo di alcuni. Però un Made in Italy concepito in modo diverso, appunto, e questo richiama anche le strategie nazionali del Made in Italy di cui noi facciamo parte, del cluster nazionale. Un Next Made in Italy che vuole guardare, prego la prossima slide, è un comparto economico regionale composto dalle principali filiere del Made in Italy, perché il tema del filiero è un tema assolutamente importante, che guarda i mercati nazionali e globali, che innova continuamente, promuove la propria identità, vede nella sostenibilità, design e l'integrazione tecnologica quelli che sono il futuro produttivo regionale. Ecco quindi l'area di specializzazione sistema casa che gestiamo ormai da tanti anni, ci avete chiesto di metterci in gioco, l'abbiamo fatto speriamo nel modo più costruttivo possibile. Ultima slide. Quindi dobbiamo riuscire un po' con queste, selezionando le filiere primarie del Made in Italy, a livello nazionale si dice quali sono, però ogni regione ovviamente ha le sue, possiamo riuscire a portare quel valore aggiunto mettendo insieme l'innovazione per le imprese, l'innovazione per il territorio e l'innovazione sui mercati. In questo modo siamo sicuri, quello che è messo nello gruppo di lavoro, che si potrà traghettare il nostro sistema dal 2021 al 2027
verso questi nuovi panorami che sono molto più veloci al cambiamento e noi dobbiamo cambiare più veloce del cambiamento. Fine. Lidia, sono stato nei tempi, non dirmi di no. Non ho solo questo compito di controllare i tempi, però se vuoi saperlo avresti ancora 6 minuti per un ulteriore approfondimento, oppure se abbiamo qualche stimolo di richiesta di approfondimento a questo punto. Sì, chiaramente può essere veicolato sulla chat. Sì, leggo la chat. Se per caso non ce ne fossero, ti chiederei una provocazione che questa mattina non abbiamo avuto il tempo ovviamente di sviluppare. Se dal tuo punto di vista, tu sai che la fase successiva è quella della selezione, se tu dovessi in qualche modo spenderti per dire però questa è quella veramente, è la traiettoria che veramente cambia la prospettiva, tenendo conto che tutte e tre quelle che hai proposto, forse le seconde due sono punti di vista completamente diversi da quelli che abbiamo percorso fino adesso, quindi il territorio e la resilienza, diciamo, commerciale, e che noi speriamo possa essere anche compresa a livello europeo, che l'ha sempre tenuta, diciamo, l'innovazione commerciale, l'innovazione è sempre tenuta un po' in secondo piano. Che cosa ci chiederesti di non sacrificare nella selezione? Ma io penso, da quello che è emerso, che parto al contrario. Queste traiettorie non sono la somma di tante diverse esigenze. No? Cioè, un po' come quello che eri fuori, se non ricordo mai, dissero cosa vorresti avere, no? Un cavallo più veloce, e lui ha detto ho fatto una macchina. No? Allora, qui il tema è che queste traiettorie non sono la somma di tutto. Noi ne abbiamo escluse tante nell'ambito del gruppo, no? Perché veramente c'erano delle idee che riguardavano la somma di tante necessità, che non so, io voglio blu, giallo, rosso, arancione. No, abbiamo fatto una selezione delle priorità e su quelle siamo andati ad analizzare quelle che sono le sfide. Le sfide delle nostre filiere sono essere più forti come filiere, essere più forti sul territorio, perché non prescindiamo, essere più forti sui mercati. Quindi io dico, quello che vi consiglio è evitiamo di fare grandi sommatorie e andiamo all'essenza di quello che può essere il futuro della nostra regione. No, una non risposta, però l'apprezzo perché giustamente il lavoro di un gruppo è questo. E abbiamo una richiesta da Confetra, Friuli Venezia Giulia, su un approfondimento sulla gestione del filiera del trasporto per l'export in modo da controllare la catena logistica per esportare i prodotti. Sicuramente un tema che hai avuto molto sul tavolo l'anno scorso e che ci ha insegnato l'attenzione anche su questa parte della filiera. Sì, la logistica, ci sono, adesso scusate il cambio cappello, però ci sono aziende in questa regione che producono un mobile ogni 3 secondi, no? Pensate a solo gestire l'ingresso e l'uscita delle merci per poter essere poi incanalati tramite gli interporti. Parliamone, dategli il mio numero, con piacere, e facciamo una riunione con l'agenzia, perché senza una logistica efficace possiamo esportare solo buone azioni, buoni pensieri. Dico la verità. Ok, prendiamo ancora quest'ultimo stimolo e poi andiamo esattamente perfetti nei tempi. In particolare andrebbe superata la vendita in condizioni franco-fabbrica, sicuramente rafforzerebbe la competitività delle nostre imprese, in particolare delle PMI. Comunque, come agenzia lavoro sviluppo impresa, anch'io cambio cappellino, oltre all'S3 ci occupiamo anche di attrazione e investimenti, e devo dire che il tema della logistica, anche dal punto di vista del, diciamo, settore logistico in sé, è una cosa che stiamo cercando di promuovere molto di più. Quindi, Carlo, se volevi aggiungere ancora qualcosa su questo tema, ben venga. Sulla logistica credo ci sia da fare molto, ecco cosa aggiungo. Concordo. Diamo quindi adesso la parola a Laura Cerni, che ci accompagna dentro le traiettorie di sviluppo del settore salute. Anche qui, come vedete, una nomenclatura significativamente più onnicomprensiva dal mio punto di vista rispetto allo Smart Health, che comunque ha dato grossi riscontri nell'attuale programmazione. Laura Cerni è Cluster Manager del Cluster Smart Health CDM e ho visto i riscontri da tutti i partecipanti del suo gruppo di lavoro, perché ero accidentalmente nel giro di mail, e devo dire che oltre a ricondurre la parte procedurale ai numeri che vi ho illustrato all'inizio, devo dire che qui c'è stato effettivamente un grande lavoro di riposizionamento, di elaborazione, e oggi vediamo le traiettorie che vengono proposte. Prego.
Sì, grazie Lidia. Entro subito nel dettaglio, anche se volevo fare una piccola premessa di ringraziare poi tutto il gruppo di lavoro, perché sono emerse delle veramente straordinarie indicazioni, come dicevi tu, e ci portano poi verso questa proposta di traiettoria. E quindi entro subito nel merito, perché i tempi sono brevi. Abbiamo rielaborato in maniera molto puntuale tutte le prime 4 traiettorie che vedete qua, quindi riguardanti i dispositivi medici, l'informatica medica, le terapie innovative, l'active assisting living, e poi una quinta traiettoria l'abbiamo proposta, proprio una traiettoria sui nutraceutici. Abbiamo proposto poi e presentato un position paper proprio perché la filiera della nutraceutica la riteniamo strategica. Queste 5 traiettorie sono state riscelte, le prime 4 e poi la quinta, in base sia, lo dico perché siamo in linea con i programmi europei, siamo in linea, quindi Horizon Europe, in linea con le traiettorie della strategia nazionale, quindi parliamo più di tecnologie rispetto a quello che ha presentato anche Carlo prima. Entriamo un po' nel merito delle filiere. Le filiere infatti strategiche regionali rientrano in queste 5 traiettorie, quindi per questo abbiamo mantenuto la macro area, diciamo per traiettoria, perché di fatto all'interno abbiamo importanti aziende e importanti gruppi di ricerca, e più, come volevo dire anche all'inizio della presentazione, abbiamo attualmente questa importantissima collaborazione con tutta diciamo le aziende sanitarie, che rappresentano per noi poi un attore fondamentale di discussione e di dialogo. Quindi passo a questo punto a descrivere esattamente ogni traiettoria. Non prendete paura, non leggo tutto il testo, vi faccio solo presente alcune parole in bold che ho scelto. L'obiettivo di questa prima traiettoria dei dispositivi medici è quello di ovviamente sviluppare nuove tecnologie per una diagnosi, cura, riabilitazione più veloce e affidabile. Questo è venuto fuori ovviamente nel nostro periodo drammatico di emergenza sanitaria, quindi tecnologie che sono effettivamente flessibili da un lato, ma molto veloci e affidabili, soprattutto da un punto di vista diagnostico. Trovate delle tecnologie elencate, non le sto qui a leggere. C'è stato un interesse fortissimo su una diagnostica in vitro più ambulatoriale rispetto all'ospedaliera. Tutti noi abbiamo capito che dobbiamo avere una sanità orientata più verso il territorio rispetto all'ospedale, per cui le aziende della diagnostica in vitro nostre, che sono delle aziende estremamente in crescita, poi col Covid, non solo sono resilienti, ma assolutamente sono cresciute in maniera esponenziale. Hanno elaborato quindi delle tecnologie più ambulatoriali, no? Più sul territorio rispetto a quelle ospedaliere. Poi ci sono dei sistemi di supporto, qui così accenno alla biobanking, ma dopo ne darò significato, e poi tutte le 5 traiettorie, ve lo dico subito, ovviamente hanno all'interno tutta quell'applicazione della digitalizzazione di cui parlava anche l'assessore Bini, in cui assolutamente le nostre tecnologie diventeranno competitive e assolutamente anche sostenibili con questo tipo di affiancamento. Quindi non sto qui a dirvelo nel dettaglio, se no insomma porto via troppo tempo. Passo alla seconda traiettoria, che appunto entra nel merito di tutta la digitalizzazione, quindi parliamo di una sanità digitale con lo sviluppo di nuovi modelli di cura, delle 4P, quindi parliamo di medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa soprattutto, grazie appunto a nuove tecnologie informatiche. Parliamo dei big data, intelligenza artificiale, modelli in silico, cioè tutte terminologie che tutti noi abbiamo, io sono un po' più del settore, ma chi anche non è del settore ha cominciato a familiarizzare moltissimo con queste tecnologie. Sono 2 azioni principali che abbiamo deciso di inserire, abbiamo deciso di mantenere questa traiettoria, che in realtà poteva essere una traiettoria molto trasversale, ma in realtà è molto specifica a sviluppare nuove tecnologie per la gestione dei nostri dati sanitari, dati personali, che dovranno essere raccolti all'interno di un fascicolo sanitario sociale elettronico. Vi ricordo che
a livello europeo avremo un nostro fascicolo, cioè potremo girare per l'Europa con il nostro fascicolo sanitario ed essere curati a livello europeo. Quindi questo è estremamente importante. Dietro questo ci devono essere delle tecnologie in grado di ovviamente fornire una interoperabilità e accessibilità a tutti e soprattutto ai dati, e soprattutto dati che derivano da fonti diverse. Ricordo, non so se avete esperienze, che se voi andate ovviamente a farvi degli esami presso enti privati, fate fatica poi ad avere i dati presso il vostro medico. Quindi i dati che provengono dal privato e dal pubblico devono convogliare tutti all'interno di un unico fascicolo. La seconda azione invece è rivolta esclusivamente verso i dati che emergono dalle analisi diagnostiche, dalle bioimmagini, dai laboratori, da tutto quello che anche noi come singoli cittadini o potenziali pazienti conosciamo. Anche in quel caso convogliare tutto in un grande database che può essere poi sfruttato per elaborare algoritmi di intelligenza artificiale e creare poi quelle che sono appunto i nuovi modelli di cura per una medicina sempre più personalizzata, grazie proprio a questi algoritmi. Credo che tutti noi ne sappiamo abbastanza, insomma, i media parlano molto di questo, e quindi questa traiettoria vuole essere veramente orientata a mettere a sistema poi le capacità e le competenze degli stakeholder regionali. Terza traiettoria si riferisce invece a quelli che sono le capacità, le competenze e le aziende e soprattutto i gruppi di ricerca che si occupano di terapia innovativa. Qui è un tessuto imprenditoriale un po' più debole rispetto agli altri, ma c'è grande capacità di ricerca. E qui infatti parleremo molto dei gruppi di ricerca che hanno bisogno di poi bandi di proof of concept, qua lo dico perché è emersa anche in questi giorni, per effettivamente elaborare una terapia innovativa sempre più rivolta a migliorare quelle che sono le cure verso questa advanced therapy medical products. Faccio un esempio, sono tecnologie avanzate. Abbiamo un'azienda in regione che sviluppa una tecnologia che abbatte i costi di una terapia cellulare sul letto del paziente, e quindi veramente siamo innovativi in maniera veramente significativa. Non sto a leggere tutta ovviamente la traiettoria. Piccolo inciso sul riciclo e l'utilizzo degli scarti chimici e o biochimici di interesse di una grande impresa che non ha sede in regione ma ha una succursale importante, per quell'obiettivo di una medicina sostenibile ed ecosostenibile. E anche qui, come vedete in fondo alla traiettoria, parliamo di tutte le tecnologie digitali da applicare a queste tecnologie. Quindi anche questa è una traiettoria importantissima, perché potrebbe rendere la regione una hub d'eccellenza su questo settore se alcune criticità venissero in qualche modo migliorate. Passo alla terza traiettoria, rivolta invece al supporto alla fragilità. Col Covid, con l'emergenza Covid, sono emerse delle nuove fragilità molto importanti, che non sono solo fragilità dovute all'anziano, al nostro progredire negli anni, ma delle fragilità anche a soggetti più giovani con delle fragilità importanti, proprio anche causate da questa emergenza. Quindi una innovazione, in questo caso, rivolta a un'innovazione organizzativa, un'organizzazione di modello, un'organizzazione più di processo, perché le tecnologie esistono e sono tecnologie estremamente come dire, funzionanti. Il problema è metterle a sistema, integrarle e soprattutto creare un sistema organizzato affinché queste tecnologie della telemedicina, teleassistenza, tecnologie indossabili, c'è un po' di tutto, però deve essere in qualche modo organizzato meglio perché effettivamente il cittadino possa usufruire nel meglio. Si parla quindi di, come potete vedere insomma, dalla slide, della domiciliarità ovviamente, per passare dall'ospedalizzazione al domicilio per progetti di vita indipendente, e poi come potete vedere sotto l'abitare possibile. Questa è una cosa che è emersa moltissimo, realizzare condomini solidali, e anche qui tutto con una gestione dei dati
afferenti alle persone, anche questo in maniera molto organizzata ed integrata, e stare attenti a quelli che sono i rapporti tra gli aspetti tecnologici e umani, perché questo ovviamente per persone che non sono abituate a utilizzare queste tecnologie diventa anche un po' un problema. E qui ricordiamo il fascicolo sanitario, anche in questo caso, che diventa strategico per tutta questo tipo di soluzioni e sistemi nell'active e assisted living. La traiettoria da nutraceutica è super strategica, come vi dicevo prima. Abbiamo fatto una scelta di proporre una traiettoria dedicata a questo, perché gli stakeholder e le imprese sono in crescita. Abbiamo la seconda grande impresa in regione, che è la Biofarma, assieme alla Lima Corporate, che si occupa in realtà di protesi, e quindi ci è sembrato veramente corretto ragionare su questa filiera, una filiera che vuole produrre e fare innovazione di prodotti in ambito appunto nutraceutico, integratori alimentari e quanto scritto su questa traiettoria, con un obiettivo fondamentale, quello di mantenere in buona salute la popolazione, con una certa anche promozione di cultura medica e sociale in questo settore, prevenire quindi le malattie e promuovere la salute, confrontandoci anche con cliniche mediche, quindi con persone che comunque hanno delle responsabilità sulla cura di specifiche patologie. È emerso che soluzioni nutrizionali mediche particolari e specifiche possono assolutamente supportare e aiutare moltissimo alcuni esiti. In questo caso le aziende possono essere competitive a livello nazionale e internazionale e anche garantire un certo crescita economica occupazionale. La frase sotto che vedete, che è una frase un po', insomma, un challenge, un po' magari diciamo un po' al limite, ma vuole essere una frase che tutte le 5 traiettorie per quanto riguarda il settore salute hanno come obiettivo, come challenge, cioè quello di fare innovazione per effettivamente sostenere anche l'aspetto economico del sistema sociosanitario, oltre che fare un'innovazione di tipo sociale. Per la prossima invece, con la prossima slide, entro un po' anticipo un po' quelle che sono poi le roadmap strategiche che proporremo. Io vi cito solo la parte in rosso. Perché? Perché voglio evidenziare quello che è emerso di più durante gli incontri. I punti di forza li conosciamo, insomma, non ve li cito. Quelli di debolezza è che ancora ad oggi manca una collaborazione strutturata, organizzata tra le imprese e le strutture sanitarie. Questo potrebbe portare a un valore aggiunto straordinario. Le aziende nostre del territorio hanno bisogno di validare i prototipi assieme alle proprie strutture sanitarie cioè, come dire, regionali, proprio per in qualche modo fare un volano, no, dello sviluppo della ricerca all'interno del territorio regionale. È veramente peccato, diciamo, in maniera molto, molto semplice, dover andare fuori regione per fare questo tipo di attività e dare poi alla struttura sanitaria regionale il ruolo di utilizzatore avanzato, no? Quindi un lead user che valida e utilizza poi l'innovazione. Criteri di valutazione dei progetti. Questo è un altro aspetto che è emerso valutando quello che è successo nella programmazione precedente. Cercare di sensibilizzare tutti i partenariati, le aziende che entrano a fare innovazione grazie agli investimenti pubblici futuri, devono essere scelti dei buoni progetti, valutati e monitorati attraverso anche delle KPI. Andando avanti, i punti invece, le opportunità, le minacce, le opportunità, l'ho scritto in rosso, assolutamente sfruttare quelli che sono i bandi per gli appalti precommerciali. Nel nostro settore salute questo può essere un valore aggiunto e quindi può valorizzare quello che è il rapporto tra il pubblico e il privato, perché questo è un gap. Il gap è che la regione nel settore salute fa innovazioni straordinarie, ma non riesce a trasferirle effettivamente all'utilizzatore finale. Per quanto riguarda le minacce, parliamo un po' di una digitalizzazione che deve assolutamente entrare nelle aree anche non urbane, altrimenti tutto il concetto della domiciliarità diventa un po' più complessa, e poi manca una scarsa forse presenza di investimenti capitali di rischio. Arrivo quasi alle ultime slide perché, ecco, scusatemi, questa slide vuole solo dirvi il comparto nostro imprenditoriale ha almeno il 52%, se non addirittura l'83%,
di micro e piccole imprese, ma dobbiamo lavorare sulle start-up per farle crescere. Questo è un po' il challenge, grazie poi alla presenza delle medie e delle grandi. Andando infatti alla prossima slide, queste sono le proposte di roadmap: sviluppo dell'innovazione, accelerare quindi quella che è la crescita e l'incubazione di nuove start-up e microimprese, trasferire l'innovazione al mercato, parlare di un marketing relazionale, cioè stare molto attenti a soddisfare i fabbisogni dell'utilizzatore finale, e poi un brand regionale. Questo per noi può essere molto strategico e importante, un brand che in qualche modo comunichi quelle che sono le visioni, le missioni della regione in termini di sviluppo, di innovazione nel campo della salute, in qualche modo qualcosa come trasferire le capacità e in qualche modo riconoscerci all'interno di un brand, un po' in linea come ha fatto l'AgriFood, ecco, quel loro brand Io sono Friuli Giulia. Concludo con una slide importante. Proponiamo questo flusso di collaborazioni e sinergie pubblico-private. Nella fase dall'idea al proof of concept, gli enti di ricerca devono essere finanziati per arrivare a una fase preclinica o di valorizzazione del brevetto, creare quindi nuove start-up da lì, si parte da là. A quel punto, con le collaborazioni, strette collaborazioni e sinergie tra enti pubblici e le start-up stesse, le microimprese, con un rapporto finanziamento pubblico-privato rivolto più verso il pubblico, il privato non ce la fa a mettere un investimento superiore al 30%. Scendendo invece verso il mercato, ecco che subentra la collaborazione con le piccole e le medie, ma soprattutto le grandi imprese, che potrebbero essere anche fuori regione, se appunto ci sono gli strumenti adatti, dove la grande impresa accompagna l'innovazione verso il mercato, e quindi il rapporto si cambia, come potete vedere, passa 30% pubblico, il 70%, addirittura un 100% privato. Il privato che a un certo punto deve prendersi, io dico, la responsabilità di portare l'innovazione finanziata dal pubblico veramente al mercato. Ancora 2 slide, poi veramente ho concluso, perché parliamo delle KPI che vi accennavo prima. Queste devono essere impostate dall'inizio alla fine, sensibilizzare i partenariati o le imprese ad ragionare in indicatori con gli indicatori di performance per garantire effettivamente l'utilizzo del finanziamento in maniera concreta ed efficace. L'ultima slide è quella proprio con cui concludo, dicendo proprio: ragioniamo su questi indicatori di performance, cerchiamo di dare un ranking di efficienza dell'innovazione, perché molte imprese fanno molto bene l'innovazione, altre forse incontrano delle difficoltà oggettive, come dicevo prima, oggettive di termini di liquidità e di sostenibilità del processo. Quindi processi di valutazione e monitoraggio più efficaci, un audit tecnico-scientifico che accompagni dall'inizio alla fine del progetto, e con dei pareri di investimenti capitali di rischio. Ecco, questo per me, concludo, vi ringrazio, è stato, diciamo, forse la conclusione, una sintesi un po' questa, ecco, quello di lavorare di più assieme a tutti i nostri stakeholder e accompagnarli a sfruttare meglio gli investimenti pubblici. Grazie davvero, grazie Laura, veramente. Scusa se non so se è sforato, non ho guardato. Sforato un paio di minuti, però devo dire la verità, un lavoro di altissimo livello come tutti i gruppi di lavoro, ma sul tema che anche come cittadini ci assolutamente ci interessa tantissimo e che in questi mesi abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle, e devo dire che anche in mesi difficili del lockdown, il CDM, Laura Cerni, il suo gruppo, il suo staff, le sue imprese di riferimento hanno cercato soluzioni, hanno cercato anche di diffondere le opportunità che c'erano per dare una mano, riconvertirsi e quant'altro, quindi vedo che avete fatto un lavoro che ci dà anche molto di più rispetto alle traiettorie di sviluppo, dire la verità. Tieni presente, abbiamo in chat, guarda, c'è uno stimolo di Mario Zearo per Advan SRL che credo assolutamente possa essere, anzi probabilmente in qualche modo è già ricompreso. Assolutamente. Ecco. Qui Quindi purtroppo, come sai, prendi anche questo stimolo. Io per questa cosa dei tempi tiranni vado subito a cultura e attività, però veramente complimenti per il lavoro del vostro tavolo e per
Poi tra l'altro a noi interessa moltissimo Grazie. a lavoro, sviluppo e impresa tutto il tema delle start-up, e credo anche l'assessore Bini abbia preso nota. Tra l'altro siamo in linea con quelle percentuali anche di sostegno per gli investitori privati. Ci sono molti strumenti che l'assessorato sta mettendo in campo, anche l'assessorato al lavoro sulle start-up, per cui ci serve molto. Do quindi la parola grazie mille. Sergio Calò per l'ambito cultura e creatività. Sergio Calò, anche lui non è più tanto neo come l'agenzia, però insomma è il nuovo cluster manager del nuovo cluster cultura e creatività, ed è subito stato lanciato in questo difficile compito. Vediamo cosa ci presenta. Allora, intanto grazie, mi accodo anch'io volentieri ai ringraziamenti fatti in precedenza da chi ha parlato prima di me. Io partirei subito con appunto la prima slide, andiamo avanti pure, che così... Ecco, allora questa è solo per dare i numeri in regione di quello che sono i vari comparti delle creative industries, perché la prima cosa che si nota è che la regione Friuli Venezia Giulia ha un humus produttivo sulle creative industries molto interessante, molto variegato, e questo rappresenta sia un punto di criticità nel momento in cui si devono andare a individuare le strategie per il medio e lungo termine, ma è anche il valore aggiunto, perché ci permette di affrontare, a seconda di quelle che sono i problemi, le diverse soluzioni sulla base delle differenti culture, delle differenti competenze e quindi dei differenti skills che ci sono in regione stessa. Ci sono essenzialmente oltre 5.000 aziende con appunto un 34.000 addetti per circa 1,8 milioni di euro sviluppati. Andiamo pure avanti. L'approccio metodologico, prima Lidia, la dottoressa Vernier, ha fatto una battuta dicendo che era filosofico l'approccio. In realtà effettivamente è un approccio particolare, quello metodologico che abbiamo adottato, ma è servito ed è stato fondamentale per riuscire a raccogliere tutte quelle che potevano essere effettivamente le proiezioni di sviluppo delle varie anime delle creative industries in maniera molto concreta, partendo addirittura da quello che è la capitalizzazione di progetti, di attività effettivamente svolte non solo in regione, ma anche in altre regioni e anche a livello internazionale come esempio, proprio perché siamo nati, diciamo, da poco come cluster, ma in realtà la storia delle creative industries in Friuli Venezia Giulia e in generale in Italia e in Europa è una storia abbastanza antica, e quindi bisogna prendere sicuramente le cose positive già sviluppate. Essenzialmente noi abbiamo individuato delle parole chiave che ci potessero rendere riconoscibili e ci creassero una identità molto trasversale. E questo sono appunto un potenziale ulteriore, perché ci permette di essere contemporaneamente sia soggetti che sviluppano innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico, sia soggetti che prendono tecnologie, innovazioni e quindi trasferimento tecnologico da altri settori e li ritrasformano. Andiamo nella prossima. E qui ho diciamo, elencato in maniera un po' discorsiva quello che potevano essere i diversi aspetti, ovvero noi abbiamo aziende che vanno dal patrimonio culturale alla conservazione, la valorizzazione del patrimonio culturale, all'ICT, all'IoT, a quello che invece sono tutta la parte di arti letterarie e visive, quindi il patrimonio, quello che viene definito tangibile, e il patrimonio intangibile. Tutto però riportato a quello che è un applicativo operativo e produttivo economico, con una identificazione ben precisa di gruppo di lavoro e con una capacità di sviluppo dell'economia, della cultura e anche della società in regione, che è fondamentale ed è molto trasversale
e quindi non va a toccare solo le creative industries o il gruppo di creative industries, ma tutte quelle che sono le attività anche inerenti ad altri settori, di una connessione e una collaborazione assolutamente innovativa e assolutamente proiettata a quella che è la possibilità di innovare sistemi, tecnologie, prodotti e modalità operative. Andiamo con la prossima. Le strategie di sviluppo che abbiamo individuato sono essenzialmente queste 4. L'innovazione, ricerca, sviluppo tecnologica, lo sviluppo di leve in ambiti competitivi, lo sviluppo di modelli organizzativi e la creazione di un sistema. Io andrei immediatamente al cuore dei diversi argomenti. La prima è appunto la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Anche qui abbiamo individuato essenzialmente 3 macro settori, ovvero la ricerca e sviluppo di tecnologie, quindi non solo la digitalizzazione che era diciamo una traiettoria individuata precedentemente e che abbiamo ben accolto, ma l'abbiamo ampliata e implementata con la connessione di cose e persone legate sia appunto alla promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio, quindi tangibile e intangibile. Tangibile vuol dire essenzialmente tutto il patrimonio costruito e l'archeologico, quindi il monumentale, le opere d'arte, il paesaggio, ma anche l'intangibile, ovvero anche l'enogastronomia, piuttosto che quelle che sono invece attività di danza, musica o spettacolo. E questo collegato a quella che è la valorizzazione del territorio, ovvero la creazione attraverso realtà aumentata, realtà virtuale e altri sistemi che si stanno diciamo evolvendo in maniera molto veloce, la possibilità di promuovere e di essere non solo appunto innovatori dal punto di vista di tecnologia e l'utilizzo di queste tecnologie, per esempio la realtà aumentata per la visualizzazione a distanza in periodo Covid del patrimonio culturale, storico-artistico o delle attività produttive, per esempio anche dell'artigianato artistico o di attività teatrali, ma anche quello che può essere invece la promozione attraverso questi sistemi, quindi l'assistenza ad aziende che magari non sono delle creative industries, ma sono di attività manifatturiere, chiamiamole tradizionali, o attività turistiche, per riuscire a promuovere e far passare il loro messaggio, la loro competenza, i loro contenuti attraverso questo tipo di tecnologie. Quindi innovazione di tecnologia, innovazione di modalità di utilizzo e anche realizzazione di contenuti. Ed ecco la ricerca e sviluppo di nuovi materiali, contenuti. Scusa, puoi tornare un attimo indietro? Grazie. E l'ultimo, ma non ultimo, è lo sviluppo di approcci e tecnologie, ovvero prima l'assessore giustamente diceva la modernizzazione, sviluppo e sostenibilità. Per esempio questo tipo di approccio, questo tipo di tecnologie, questo tipo di modalità di lavoro può essere applicato e ha delle ottime, mettiamolo così, dei progetti già realizzati, degli ottimi esempi in quello che può essere tutta la filiera dell'LCA e quindi conseguentemente anche del Green Deal, ovvero dell'attenzione alla sostenibilità delle attività che si fanno. E sono, ripeto, ed è una specifica delle creative industries, non solo attività di innovazione riguardanti quindi di sviluppo e attenzione al Green Deal, quindi alla sostenibilità legato al mondo economico, ma anche quello culturale e sociale. E l'inclusività, per esempio, all'interno di questo patrimonio e delle modalità di utilizzo delle tecnologie all'interno di questo patrimonio con attenzione alle fasce deboli, quindi sia agli anziani, ai bambini o ai diversamente abili, trova nell'aspetto di sviluppo economico un punto importante, perché sono poi tecnologie o modalità vendibili non solo in regione, ma anche verso altri mercati. E dall'altra parte rendono maggiormente sostenibile la nostra vita, anche in momenti appunto difficili a livello sociale come quello che stiamo vivendo di pandemia. Andiamo alla prossima. L'altra appunto traiettoria è la creazione di un sistema per le creative industries. Quello che abbiamo verificato attraverso tutto il lavoro grazie agli stakeholder è quello
di aumentare la possibilità di connessione, interconnessione pubblico-privata fra ricerca, sviluppo, quindi poli universitari, poli tecnologici e aziende, per non solo appunto individuare quello che può essere una possibilità continua di innovazione e di trasferimento, ma anche la creazione di nuove professionalità legate a quello che è l'evolversi della società anche in regione. E quindi creare appunto nuova imprenditoria, contribuire alla qualificazione di formazione. Anche qui le creative industries sono biunivoche, ovvero si nutrono di innovazione, si nutrono di nuovi sistemi di formazione, ma li creano anche e quindi possono sia ricevere che dare. E questo porta al miglioramento della competitività e dell'innovazione del sistema complessivo. E anche in questo modo noi possiamo creare nuovi sistemi di lavoro, creare nuovi sistemi di miglioramento di quello che è la produttività aziendale, ma non solo legata alle creative industries, ma legata anche agli altri settori in maniera molto trasversale. L'ultimo riferimento è quello di sviluppo di partenariati europei e extraeuropei. Anche qui è molto interessante la cosa, cioè la possibilità e la coscienza da parte delle creative industries evidenziata è stata quella di alzare lo sguardo, di alzare la prospettiva, già logicamente si era fatta, ma di strutturare questa possibilità di ampliare diciamo l'orizzonte per riuscire a creare di partenariati per anche qui migliorare il trasferimento tecnologico, migliorare le conoscenze, migliorare quello che è la parte formativa e la creazione di nuovi sistemi di lavoro o sistemi di sviluppo attraverso quello che può essere un partenariato europeo o extraeuropeo, ovvero anche qui andare a prendere modelli e sistemi innovativi extraeuropei o internazionali o esportare i nostri modelli. Quindi con una possibilità e una intenzione di, diciamo, non di timore e di chiusura, ma anzi di apertura verso questi sistemi. Andiamo in quella successiva. Ulteriore traiettoria è lo sviluppo di modelli organizzativi, ovvero la possibilità appunto di modelli di business permessi proprio da una parte l'innovazione tecnologica di prodotto, dall'altra l'innovazione di un sistema di sviluppo di questa tecnologia o di queste professionalità, e di conseguenza un approccio innovativo anche a quello che è il modello organizzativo delle imprese, del sistema a corto raggio, mettiamola così, quindi del sistema territoriale del Friuli Venezia Giulia, quindi una filiera molto corta. È uno dei problemi che il Covid ha evidenziato, la filiera lunga e difficile da sostenere nel momento in cui, per esempio, ci sono problemi di frontiere, problemi di spostamenti, problemi di reperimento di prodotti o di tecnologie. Nel momento in cui noi riusciamo invece a verificare in primis quello che è la modalità operativa e la conoscenza reciproca del cluster, in questo caso è bene dirlo, il cluster di tutto il partenariato pubblico-privato del territorio, che non coinvolge logicamente solo le competenze dei creative industries, ma va a prendere appunto le competenze delle aziende dell'ICT, le competenze delle aziende del manifatturiero, del turismo piuttosto che dell'economia del mare. Noi possiamo riuscire a sviluppare delle strutture organizzative e a creare una innovazione di processo per rafforzarci, per essere sicuri di avere, mettiamola così, le spalle grosse nel momento in cui dobbiamo affrontare delle difficoltà. In questo momento c'è una resilienza richiesta rispetto a quello che è una grande pandemia, nel prossimo futuro potrebbe essere tranquillamente un'altra esigenza. L'importante è iniziare a creare un sistema di modello organizzativo che ci permetta di verificare subito le competenze sul territorio, di scambiarci informazioni, di scambiarci
competenze e di creare in questo modo una capacità sostenibile di quello che è tutta la filiera complessiva e complementare delle creative industries. Andiamo successivamente, prossimo. Questa è l'ultima, ma non ultima, perché come vedete è un filo conduttore, è un approccio metodologico che ci porta ad avere le varie traiettorie interconnesse e logicamente anche complementari, ed è lo sviluppo di leve e ambiti competitivi. Ossia, le prime tre ci dovrebbero aver dato la possibilità di avere nuovi strumenti, nuove tecnologie, nuove modalità, professionalità aggiornate, nuove capacità derivanti da quello che è il sistema appunto a corto raggio, mettiamola così, in regione Friuli Venezia Giulia. Per che cosa? Essenzialmente per uno sviluppo di nuovi mercati e nuovi settori. E anche qui si riparte a cerchi concentrici. Cioè i nuovi settori possono essere appunto delle traiettorie tipo l'economia del mare, il Green Deal, piuttosto che anche l'inclusività. Oppure l'arredamento, l'artigianato artistico. E questo vuol dire per alcune aziende riuscire ad ampliare quello che è la loro capacità commerciale e avere un nuovo settore operativo. Ma a cerchi concentrici si lavora su nuovi settori e nuovi mercati che possono essere a questo punto nazionali, per chi non li ha ancora, o internazionali per chi magari ha iniziato a uscire fuori da quella che è la realtà regionale e andare invece su mercati molto più competitivi dal punto di vista magari dell'innovazione, come quelli esteri, come la Cina o gli Stati Uniti. Da questo punto di vista vuol dire riuscire a supportare le imprese e tutto il partenariato pubblico-privato per organizzare progetti che siano in grado poi di affrontare quello che è il nuovo mercato che si andrà a creare attraverso appunto questa traiettoria, cioè lo sviluppo di leve e ambiti competitivi sia nelle collaborazioni internazionali e quindi nel creare una domanda rispetto a un'offerta che il Friuli Venezia Giulia può avere, quindi vuol dire analisi internazionale, vuol dire una modalità e un approccio anche, permettetemi, commerciale verso l'estero, innovativo, complementare e non di massa critica, per esempio come era stato fatto negli anni precedenti dall'Istituto del Commercio Estero, ma di filiere invece complementari in grado da fornire tutto un sistema di soluzioni verso quelle che sono le domande magari del mercato estero. E anche qui ci sono delle ottime diciamo, progetti realizzati da poter capitalizzare. E poi tutto questo deve essere finanziato. Allora abbiamo parlato di quello che può essere il partenariato europeo o extraeuropeo. Questo è fondamentale per creare dei partenariati adatti a partecipare in maniera sostanziale a quelle che sono tutte le leve economiche date anche dai fondi FESR, ovvero non solo i POR, logicamente, ma anche quelli nazionali PON e poi tutta la parte di fondi europei, appunto da Horizon Europe agli Interreg, a Creative Europe, ai COSME, a tutto quello che è invece magari LIFE, che possono dare effettivamente un valore economico ulteriore, un aiuto economico ulteriore a dei progetti che hanno però una validità di sostenibilità economica sin dall'inizio. Nel senso che i progetti, il finanziamento, il cofinanziamento a livello nazionale e internazionale deve essere visto per una possibilità di accelerare dei processi che andrebbero comunque svolti e riuscire a agevolare dei progetti a livello economico che però avrebbero già la sostenibilità economica. Quindi si devono fare a prescindere, devono essere dei progetti già belli concreti, ma se arrivano poi finanziamenti europei o extraeuropei, tanto meglio, si accelera e si ottengono dei finanziamenti ulteriori per magari potenziare il lavoro che si sta facendo. Questo è un lavoro da fare, per esempio, anche con l'accesso al credito e quindi con una formazione o con uno sviluppo di collaborazioni, per esempio, con le banche o con i Cofidi,
con insomma, sistemi creditizi che permettono di accedere ai finanziamenti in maniera più agevolata, soprattutto per le piccole e medie imprese, che è la stragrande maggioranza delle aziende che i Creative Industries ha e che in realtà tutto il territorio italiano hanno, per riuscire poi a effettivamente avere quella sostenibilità di flusso di cassa che permette all'azienda di partecipare a progetti di finanziamento europeo e extraeuropeo che hanno una rendicontazione magari semestrale o annuale, e quindi sono cose molto pratiche, molto concrete, che ci dovrebbero permettere però di affrontare quello che è un mercato appunto e una possibilità di sviluppo non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. L'ultimo, ma non ultimo, dovremmo andare verso... Sì, siamo un po' fuori dai tempi. Scusami, è il favorire la fertilizzazione e liberalizzazione orizzontale tra cluster e settori diversi, ovvero l'esigenza che appunto dicevamo prima delle creative industries è quella, e secondo me è un'esigenza che abbiamo in questo momento percepito molto meglio tutti quanti, è quello di fare un sistema di collaborazione, non di sovrapposizione, ma di collaborazione vera, dove a un tavolo ci si siede per creare dei progetti di sviluppo, e dei progetti diciamo di sviluppo economico, culturale e sociale, con diverse competenze. Non tutti con la stessa competenza, ma con diverse competenze noi possiamo, come Creative Industries, andare a innovare dei processi di mercato, di prodotto e di tecnologie e di sistemi diciamo operativi che altri settori non hanno nel loro, mettiamola così, core come identità. E quindi le creative industries si riconoscono molto in questo, cioè nella possibilità di riuscire a interagire positivamente, dando una mano a altri settori per innovare sia la parte di meramente comunicazione, mettiamola così, ma ancora meglio tutto quello che invece potrebbe essere il processo produttivo o di innovazione tecnologica e economica. E a mio avviso questo è un valore effettivamente trasversale ed è una suggestione, mettiamola così, una richiesta che si traduce in un sviluppo economico, ma si traduce anche in quello che è un salto di qualità a livello di sistema produttivo regionale, che si è sempre auspicato, che è iniziato, che grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia si sta sviluppando, ma che con questo tipo di esplicazione, questo tipo di collaborazione poi diretta, speriamo appunto con gli strumenti poi del prossimo settennato, si riesca effettivamente a concretizzare. Grazie, prendo la palla al balzo per passare la parola a Antonio Bravo, vice direttore centrale attività produttive e turismo, con questo aggancio quindi sul tema turismo, che può essere anche ibridato con la parte cultura e creatività. Prego Antonio, siamo qualche minuto oltre, ma apri il microfono. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Permettetemi però di cogliere 30 secondi veramente dalla presentazione generale per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro del turismo, perché sono molto contento del modo in cui è stato affrontato il tema e dei risultati ottenuti, per cui c'è stata una partecipazione veramente attiva e proattiva, per cui ecco almeno 20 secondi per ringraziare tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato. E, ascoltando anche le relazioni di chi mi ha preceduto, devo dire che c'è un tema comune un po' a tutti, ovvero aver affrontato queste modifiche, queste revisioni delle strategie nel 2020 ha consentito di poter vedere meglio come ripartire in chiave post-Covid. Io credo che questo lavoro, se l'avessimo fatto anche semplicemente un anno prima, sarebbe stato diverso. Oggi abbiamo l'opportunità di programmare i prossimi 7 anni scontando anche questo cambio veramente epocale da un punto di vista della strategia e delle impostazioni. Quindi ecco, chiudo qui la parte introduttiva e andiamo alla slide successiva per cortesia.
dove ho cercato di illustrare quelle che sono le finalità che caratterizzano il comparto turistico. Il comparto turistico, sappiamo, è trasversale, entra nelle logiche dell'S3 per la prima volta in maniera, diciamo, identificativa, e dai lavori che sono usciti siamo riusciti a far emergere 4 finalità che poi hanno dato vita a 4 traiettorie che vedremo successivamente. Quali sono queste finalità? In primis, l'abbiamo trovata presente in tutte sostanzialmente le traiettorie, la digitalizzazione e la necessità di gestire in maniera integrata le informazioni. Un elemento poi su cui si sono soffermati moltissimo il gruppo e i sottogruppi è stato quello della formazione, dove per formazione andiamo a recepire quindi le richieste che arrivavano da parte degli operatori per implementare le competenze per il personale operativo, ma soprattutto anche per il livello manageriale, con la necessità di trasferire tecnologicamente le conoscenze e il miglioramento di quello che è stato definito l'ADR, cioè la tariffa media per camera venduta. Scendiamo molto nel tecnico. La terza finalità è quella della valorizzazione delle specificità territoriali, naturalistiche, culturali, e mi riaggancio quindi a chi mi ha preceduto, ed enogastronomiche del territorio. Siamo un territorio piccolo, Friuli Venezia Giulia ha una porzione di territorio, però è molto ricca, e in questa ricchezza noi dobbiamo riuscire proprio a differenziarci rispetto ad altri territori che sono per noi concorrenti. Dobbiamo farlo però rispettando anche il territorio, quindi una fruizione piena e rispettosa del territorio, andando a costruire un'immagine nuova di un prodotto di destinazione per attrarre nuovi segmenti di turismo. E anche qui la chiave post-Covid per andare a intercettare dei nuovi, diciamo così, clienti, nuovi turisti è pervasiva. Ultima finalità è quella di trasformare questa che abbiamo chiamato una industria turistica regionale, trasformarla come? In una chiave ecosostenibile. Anche qui il tema, la keyword dell'ecosostenibilità entra pesantemente. Dobbiamo valorizzare le risorse territoriali regionali e arriviamo anche noi a definire delle filiere imprenditoriali per quanto riguarda energie innovative, per quanto riguarda l'accoglienza e per quanto riguarda la gestione integrata anche qui delle tecnologie legata a diversi settori turistici. Passiamo alla slide successiva nella quale sono messi in evidenza le 4 traiettorie che siamo andati a definire. Avevo cercato di non mettere dei termini inglesi, ma ahimè è stato più forte di tutti, per cui troviamo delle definizioni che sono la turismo... Nel DDL mi avete tagliato tutto l'inglese. Troviamo la turismo 4.0, che ovviamente si pone nell'ottica dell'industria 4.0, e l'abbiamo definita come un new business model. Per questa traiettoria abbiamo individuato anche un criterio dominante che è quello delle tecnologie. Seconda traiettoria l'abbiamo denominata coaching and reskilling delle competenze, riguarda, come immaginerete, la formazione, e qui abbiamo identificato come criterio dominante l'innovazione di processo. La terza traiettoria, sharing is caring, e va sull'innovazione di prodotto e di servizio. E l'ultima, la New Green Tourism, va verso l'innovazione organizzativa. Adesso con le slide successive entriamo nel dettaglio di ciascuna di queste, per cui passiamo pure benissimo, già siamo focalizzati sulla prima traiettoria. Il turismo 4.0, New Business Model, riguarda la digitalizzazione e la gestione integrata delle informazioni. Quindi andiamo a cercare di sviluppare un processo di ricerca e di innovazione per favorire una digitalizzazione allargata e sviluppare le competitività delle PMI. Prima avevo visto i numeri, no? Alla fine dell'esposizione di Laura Cerni, dove la gran parte delle imprese sono veramente micro e piccole, e qui anche nel settore del turismo non cambia la realtà. E quindi la digitalizzazione deve aiutare queste piccole imprese a competere nel settore turistico. Dagli sforzi, dalle analisi, dagli approfondimenti fatti dal lavoro, è emerso che un utilizzo delle tecnologie digitali per una crescita e sviluppo dell'intero settore turistico è fondamentale. E qui, come dicevo prima, entrano elementi nuovi. Abbiamo cercato di pensare alla costituzione di una filiera digitale a servizio delle imprese turistiche, sia per creare nuovi prodotti turistici,
ma anche per efficientare decisioni di acquisto di prodotti provenienti da mercati locali e ridurre le emissioni ambientali e recupero degli scarti. Quindi creando delle filiere cerchiamo di dare una evidenza anche ai prodotti DOP, DOC, quelli che si formano sul nostro territorio, ma andiamo anche a cercare appunto di ridurre con una filiera veramente basata su meccanismi digitali, quelli che sono, qui abbiamo definito scarti per non diciamo appesantire con temi molto più di carattere ambientale. Ecco. Tutto questo però deve avvenire in modalità semplice, con modalità accessibili, che devono essere vicine all'utente turista per catturare la sua attenzione, quindi anche nella sua fase quando si forma la decisione di dove andare in vacanza, quando ovviamente sarà possibile nuovamente muoversi con una certa libertà, facendo in modo che quindi la digitalizzazione sia un elemento in più per far sì che nuovi turisti scelgano, anche per la facilità con cui noi poniamo diciamo, un prodotto che è attento a questo periodo post-Covid sul distanziamento sociale, quindi fare in modo che scelgano le località della nostra regione. Sistemi 4.0 dovranno essere funzionali all'individuazione delle esigenze e delle movimentazioni dei turisti sul territorio. E qui arriviamo anche all'esame, all'analisi dei big data, che anche questo come keyword ho trovato nelle presentazioni precedenti. No? Tutto questo tramite big data quindi deve consentire un miglioramento delle offerte che saranno profilate su misura degli stessi turisti. Se noi abbiamo dati, abbiamo informazioni sul singoli turisti, riusciamo a costruire quasi una vacanza fatta su misura, un tailor made per il turista. E andiamo però anche a efficientare i sistemi. Se riusciamo a prevedere dove si sposta il turista, anche i meccanismi del trasporto saranno più facilitati e quindi avremo delle modalità non solo più semplici e più dedicate per i turisti, ma anche con maggiore rispetto e minore spreco, diciamo, di risorse ambientali. Passiamo alla slide successiva. E qui entriamo nella parte della formazione. È emersa in maniera veramente preponderante la necessità di dare formazione, come dicevo prima, a due livelli. Uno a livello veramente del personale operativo, se pensiamo alla ristorazione, pensiamo quanto è importante avere anche il personale di sala che sa accompagnare, che sa offrire diciamo il meglio delle nostre produzioni agroalimentari a chi entra nel proprio ristorante, ma dobbiamo arrivare anche alla formazione manageriale, perché spesso gli stessi imprenditori non hanno una perfetta conoscenza di quelli che sono i meccanismi, diciamo, tecnici che oggi orientano il turismo nel 2020 e negli anni che seguiranno. Per cui colmare il gap che esiste oggi tra le competenze richieste dal mercato turistico nazionale ed internazionale e quelle che abbiamo nel nostro mercato, che non è solo un problema della regione Friuli Venezia Giulia, ma di tutto il turismo italiano, per svolgere attività, secondo noi è una fondamentale, diciamo un fondamentale obiettivo per i prossimi 7 anni. Tutto questo per aumentare quindi le competenze possedute, abbiamo detto, sia dal personale operativo a tutti i livelli, sia dal manager che dall'imprenditore. Quindi agendo su questi due livelli, ovviamente in maniera differenziata, perché fare formazione a un soggetto e fare formazione all'imprenditore è assolutamente diverso. Quindi riusciremo ad accrescere la consapevolezza delle attuali esigenze del turista e a cascata, proprio a livello delle figure operative, a fornire adeguati livelli di qualità dei servizi turistici. Ecco, qui tema della formazione ci siamo chiesti, ma attenzione, cioè stiamo elaborando una strategia, non lo potremo gestire noi col POR, FESR, eccetera, certo, ma abbiamo altri strumenti come l'FSE e come ha ricordato Calò ci sono molti altri diciamo fondi europei che possono essere utilizzati allo scopo e quello che ci ha permesso di includere anche questa scheda della formazione è proprio una capacità di comprendere in maniera unitaria tutte le esigenze che emergono per questo settore del turismo. Passiamo alla slide successiva, abbiamo denominata Sharing is Caring e qui arriviamo sulla fruizione piena e rispettosa del territorio attraverso una costruzione di una nuova immagine di prodotto della destinazione per attrarre nuovi segmenti di turismo. L'ho detto prima, siamo un territorio piccolo, abbiamo avuto negli anni scorsi un turismo, non dico di massa, ma un turismo orientato prevalentemente verso due modalità di fruizione della vacanza, quella balneare e quella invernale montana. Beh, quello che è accaduto
col Covid, quello che sta accadendo anche a livello di diciamo, mutazioni da un punto di vista climatico, impone un abbandono di queste modalità tradizionali, se così vogliamo, di fruizione del turismo, per diversificare l'offerta turistica regionale. Siamo in grado veramente di fornire diversissimi prodotti e questi prodotti ci aiuteranno anche a destagionalizzare, che è stato sempre il nostro grande problema. Quindi togliere dalle periodicità classiche, canoniche, diciamo, del Natale per quanto riguardava la parte invernale e dell'agosto per quanto riguardava la parte, diciamo, estiva, togliere i flussi grossi e cercare di distribuirli maggiormente su tutto il periodo dell'anno. Tutto questo dovrebbe garantire nuove opportunità di reddito, non solo nelle località turistiche più tradizionali, ma anche nelle aree distanti dai principali poli di attrazione turistica. Per il pieno raggiungimento di questa finalità abbiamo previsto di realizzare una catena unica di sharing, valorizzando processi di attuazione rivolti alla sostenibilità, all'utilizzo di energie sostenibili all'ambiente, al patrimonio culturale, marittimo e alpino. Anche qui ovviamente il tema della sostenibilità nelle sue diversissime accezioni. Passiamo alla slide successiva, dove arriviamo all'ultima delle nostre proposte di strategia, che riguarda il New Green Tourism. Qui andiamo a valorizzare le risorse territoriali regionali, compresa la filiera imprenditoriale delle energie innovative, dell'accoglienza, nella gestione integrata delle tecnologie legate a diversi settori turistici. Vogliamo trasformare, vogliamo che questi 7 anni ci sia una trasformazione dell'industria turistica regionale in chiave ecosostenibile. Questa è la direzione che dobbiamo necessariamente prendere. Dobbiamo accompagnare le aziende verso l'adozione di marchi di sostenibilità che coinvolgano l'intera filiera. Attenzione, accompagnare non significa creare un nuovo marchio, l'ennesimo, in un mondo già popolato di marchi di sostenibilità, ma accompagnare le imprese in questo processo in cui sia ben chiaro quale deve essere la strada che loro devono percorrere come imprenditori per fare in modo che ci sia uno sviluppo in chiave anche di investimento. Dalla quadrupla elica emerge l'auspicio di un progetto di sistema che coinvolga la pubblica amministrazione, contribuisca ad accrescere l'attrattività del territorio regionale quale destinazione turistica verde, ecosostenibile, tramite un approccio che coinvolga tutta la filiera, quindi le strutture ricettive, ma anche le forniture, i trasporti, accennavo prima anche all'importanza dei big data per avere migliori gestioni, la commercializzazione di prodotti locali e gli interventi di formazione ecoattiva per il personale e per l'utenza. Ecco, io ho terminato con questa slide l'illustrazione delle 4 traiettorie che abbiamo previsto. Chiaramente il lavoro è stato, come ho detto prima, un lavoro interessante. Dobbiamo però essere chiari perché le strategie che abbiamo approntato tutti quanti richiedevano la necessità di fare una sintesi. Quindi la sintesi ha i suoi pregi ovviamente, ma anche purtroppo un difetto, quello di rendere molto importante la parola, il singolo termine che è stato utilizzato. Come diceva Carlo Piemonte all'inizio, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo lasciato fuori alcuni temi e siamo riusciti a concentrarci su alcuni aspetti. Ecco, vorremmo che questi risultati nel lavoro difficile che spetta adesso di selezione, di summarize di tutto quanto, conservi in sé proprio i significati che sono all'interno delle poche singole parole che abbiamo usato per definire le strategie, sperando che appunto la strategia globale, collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia possa dare delle occasioni vere per i prossimi 7 anni in questo che è un settore che ha sofferto e sta soffrendo moltissimo la situazione che stiamo vivendo, perché ovviamente la mancanza di libertà di movimento condiziona in maniera veramente esasperante un settore come quello del turismo, che è basato proprio sul movimento delle persone. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di non aver sforato. No, bravissimo. Bene, io direi che quest'ultimo gruppo di lavoro veramente, intanto ha fatto veramente uno sforzo grande perché ha recuperato sul tempo e anche sull'esperienza in qualche modo, perché era la prima volta che lo enucleavamo in questo modo così diretto. E mi veniva da pensare, mentre illustravi la parte digitalizzazione, quanto in realtà alcuni temi ci fossero da tempo nelle politiche di sviluppo, ma
e diciamo senza una catalizzazione così drammatica come è stata quella di questi mesi non riuscivamo poi a tradurle, e mi sembra che si possa dire un po' per tutti i gruppi di lavoro, almeno io lo dico dal mio osservatorio piuttosto lungo su questi temi di politiche pubbliche per l'innovazione, che ho trovato una urgenza, una concretezza, una capacità di messa a terra dalla ricerca e sviluppo all'impatto sulla società che sinceramente negli anni passati io non avevo potuto ritrovare. Questi tavoli volavano, se vogliamo, volavano più astratto, anche se dietro c'era sempre un tema di impatto, però devo dire che stiamo ritrovando un significato molto più collegato alla società e all'impatto che vogliamo dare come azioni trasformative. Su questo presupposto di questa ricchezza di contributi che ci è stata data tra la mattinata di oggi e questo pomeriggio, do la parola alla collega Magda Uliana per traghettarci dalla proposta all'approvazione della S3 aggiornata, che è appunto il percorso che adesso aspetta Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, Area Science Park, la Direzione Attività Produttive, la Direzione Lavoro e il Segretariato Tecnico, tutti i soggetti, e direi anche il Servizio Relazioni Internazionali della Regione, che aspetta tutti noi di fare in una, più che sintesi, anche un'attività di selezione. Diciamo che gli indirizzi che abbiamo avuto già negli interventi di questa mattina dell'assessore Rosolendi, questo pomeriggio dell'assessore Bini, hanno parlato di integrazione, allargamento, perfezionamento, di modernizzazione, di crescita, e sicuramente saranno elementi da considerare nel percorso di chiusura di questo lavoro. Bene, allora saluto tutti anch'io. E anch'io ringrazio veramente per tutto quello che ho sentito e per tutto quello che evidentemente è il frutto di, diciamo, di un lavoro importante che ha consentito appunto quella che la dottoressa Vernia ha qualificato come, insomma, la messa a terra dei diversi ragionamenti che evidentemente adesso, diciamo così, possono effettivamente diventare qualcosa di più. Direi che senz'altro l'incontro di oggi rappresenta appunto la tappa conclusiva del percorso di ascolto del territorio, che a questo punto è stato inaugurato già oltre 3 mesi fa, e in cui l'amministrazione regionale si è senz'altro messa in gioco quale collegamento ponte tra i portatori di interesse appunto della quadrupla elica. Non sarò io ovviamente a ricordarli, cioè comunque l'impresa, la ricerca, la società e le istituzioni. L'obiettivo comune è stato, cioè quello che si è voluto perseguire senz'altro tramite un confronto organizzato nei gruppi tematici, è stato quello di definire in maniera partecipata con il territorio le priorità di investimento che andranno a costituire il cuore pulsante della strategia per la specializzazione intelligente regionale. E una delle caratteristiche dell'S3 è proprio quella di essere, anche per espressa volontà del legislatore europeo, una strategia appunto partecipata, la cui definizione richiede un metodo di lavoro che consenta effettivamente al territorio di influire nelle scelte delle priorità su cui saranno concentrati i finanziamenti della prossima stagione del Porfes, quindi 2021-2027. In questo senso voglio ricordare che l'anno, che insomma speriamo tutti sia veramente nuovo, coincide non soltanto con la speranza di poterci presto tornare a confrontare dal vivo, ma anche, per quello che rileva per l'occasione di oggi, con l'avvio di un ciclo di politica di coesione europea nel cui quadro la strategia S3 si configura quale condizione abilitante, ossia uno dei presupposti che consentirà alle imprese regionali di accedere ad un bacino importantissimo di risorse finanziarie europee. Quindi gli interventi che sono stati resi da tutti i coordinatori dei singoli gruppi e che sono, ripeto, di cui
credo tutti, insomma, ringraziamo, appare di tutta evidenza come il bilancio di questo percorso di scoperta imprenditoriale non possa che considerarsi assolutamente positivo. Tutte le proposte di traiettorie che sono state oggi, diciamo così, restituite, rappresentano per l'amministrazione regionale non già il punto di arrivo, ma il punto di partenza per il conseguente processo istituzionale teso all'aggiornamento dell'S3 per appunto i 7 anni del 21-27. A tale proposito possiamo assicurare che il coordinamento regionale dell'S3, di cui la Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo, perché adesso abbiamo aggiunto, diciamo, ecco, anche l'espressione turismo, perché così rappresenta una delle anime, assieme alla Direzione Centrale, ovviamente lavoro, formazione, istruzione e famiglia, e si è data una, ecco, mettiamola così, in questo caso, diciamo così, mi riferisco e voglio, diciamo, riferirmi in particolare anche a Lidia, nella condividere una stringente tabella di marcia con scadenze che siano ben definite per le singole attività da portare avanti per effettivamente, diciamo, traguardare, ecco, questo obiettivo. Dico, diciamo, che mi riferisco in questo caso a Lidia non per altro, ma perché proprio Lidia in questo periodo ci ha ricordato correttamente e più volte come il dato temporale, la tempistica, il rispetto del cronoprogramma siano assolutamente centrali rispetto alla possibilità reale di, diciamo così, di portare avanti questi obiettivi. Quindi l'obiettivo è mandare in giunta un documento strategico entro il primo semestre appunto di questo 2021. Queste scadenze sono già state formalizzate in un piano di azione che è stato già portato all'attenzione della Giunta regionale e che è stato approvato in una delibera, diciamo, con una delibera dello scorso novembre. Quindi si tratta in questo caso di sintetizzare le prossime tappe del lavoro e, diciamo, partendo appunto dalla documentazione acquisita dai coordinatori, lavoro che verrà elaborato entro il mese di febbraio in un documento necessariamente di sintesi, un documento tecnico di sintesi che propone l'aggiornamento delle aree di specializzazione e delle traiettorie di sviluppo per il periodo appunto 2021-2027. Quindi in linea con quanto previsto dal nuovo modello di governance in vigore dal 2019, la proposta così come elaborata passerà un doppio vaglio, diciamo, per verificarne la coerenza sia da parte della regione che da parte del territorio. Quindi, diciamo, gli obiettivi ovviamente saranno quelli che entro, e speriamo di non sbilanciarci troppo, ma direi che dovremo ottenere questa tabella di marcia, entro il 19 marzo prossimo il comitato di direzione, diciamo che è un organo interno all'amministrazione regionale, squisitamente interno all'amministrazione regionale previsto dal regolamento di organizzazione e che è coordinato dal direttore generale, esaminerà questo documento per acquisire appunto il parere dei direttori centrali responsabili delle politiche maggiormente rilevanti per quanto riguarda la strategia. Successivamente, entro il 14 aprile, il Comitato di Indirizzo Strategico S3, diciamo, come organo di raccordo e concertazione tra l'amministrazione regionale e gli stakeholder, dovrà deliberare in merito alla proposta di aggiornamento della strategia. E dopo aver passato quindi questi due passaggi, questo doppio vaglio, le nuove aree di specializzazione e traiettorie verranno incorporate in un documento strategico regionale S3 che nel frattempo verrà aggiornato nei suoi contenuti tecnici direttamente dagli uffici regionali. Tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività e con il costante evidentemente presidio istituzionale che sarà garantito alle medesime,
riteniamo di poter assicurare che il complessivo aggiornamento dell'S3 possa essere effettivamente presentato in giunta per l'approvazione definitiva entro il prossimo 30 giugno, in linea quindi con il piano di cui abbiamo, diciamo così, che abbiamo appena richiamato. Questo, diciamo, è l'iter, questi sono i tempi, queste sono le date. Riteniamo evidentemente importante ricordarle perché in qualche modo queste rappresentano per noi un impegno che evidentemente assumiamo rispetto anche al lavoro molto importante che è stato invece da voi già realizzato, per il quale ovviamente, ripeto, va anche mio personale ringraziamento a tutti, e a tutti quelli che a vario titolo insomma si sono spesi sino ad ora, e garantiremo evidentemente diciamo così, la necessaria informazione su quelli che saranno i passaggi che ho anticipato e ripeto che rappresentano, diciamo così, il nostro impegno centrale. Direi che rispetto a quello che è stato detto oggi, il compito che mi spettava era semplicemente questo, e ripeto, credo che diciamo nel ricordare questi tempi possiamo effettivamente diciamo immaginare e sperare che effettivamente questi ci avvicinino diciamo, alla possibilità poi di tradurre quanto immaginato, valutato, eccetera, come evidentemente risposte di cui il nostro territorio senz'altro ha necessità e bisogno. Grazie a tutti. Grazie anche da parte mia, riceverete i materiali e sarà pubblicato il video di questa iniziativa proprio per dare maggiore diffusione a quello che è stato il vostro lavoro e anche la possibilità di riflessione che adesso si apre con l'attività di priorizzazione. Buon proseguimento, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie. Ancora saluti a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera.